Mamma mia, ma senti, Ben senti trovati, il pubblico ben come trovati, amici, sì. ci applaudisce che ci piacciamo noi, è una cosa impressionante. Lo sai chi mi ha telefonato? Chi ti ha telefonato? Il presidente degli chef francesi. No. Veramente? Francesi Sì, addirittura? si chiama François Couchen. E che vuole? Cucen, Couchen, così? Couchen, proprio vedi come si dice, nome omen, Ah, Couchen. e che voleva? E niente, mi ha detto che adesso hanno istituito una nuova scuola, Sì? questa scuola di cucina si chiamerà C'è chi la vuole cotta. No, non è Chi vero, sono dai. i presidenti e gli ospiti onorari? Totino Lamantia e Desiree E io, Ferlito, anch'io? sì, certo. Dai. È una cosa bellissima. E iniziamo la nostra puntata con queste belle ricette. Furia e cavallo del West che balla solo caffè e tutto per te. Chi la canta questa canzone? Male. Furia e cavallo del West. Dai, basta, Furia e taglia, bravo, basta. continua. Furia e cavallo del No, West. taglia tu, taglia, basta. Furia e catino. Ma dai, basta, c'è Mal, ancora. tagliati. Fai mal, tagliati! I mal tagliati, oggi parliamo della Me ne pasta. posso i mal andare, tagliati. ragazzi? Dai, rimani Posso? un altro poco. Me ne posso andare? rimani. No, rimango, vabbè. Allora facciamo la pasta, che è questa qua che l'abbiamo già fatta, Sì. che è solo fatta con acqua e farina. Sì. Perché tu mi dici? No, niente. I mal tagliati intendo dire che noi stenderemo la sfoglia di Sì. pasta, no? Ma non facciamo né fettuccine, né tortellini, niente, facciamo sopra spaghetti alla Li chitarra. tagliamo male. Facciamo mal tagliati. Allora li taglio io. E quelli Giusto? sarebbero buoni per te. Così Quelli se li tagli tu non sono mal tagliati, perché tu tagli in quel modo, per cui non è naturale. Allora, uno lo facciamo con il ragù di maiale. Sì. Va bene? Vedi quello dello spezzatino di maiale. Ok. E un altro li facciamo con le fave, il finocchietto e gli aromi che l'accompagnano. Bene. Capito? D'accordo, da dove Innanzitutto iniziamo? cominciamo a preparare il maiale di ragù. E questo è uno, vedi? Questo è qua. Mettiamo qua e accendiamo. E accendiamo ed è partito. Mi dà gentilmente dell'olio, Ma Madonna? certo. Grazie. Allora. Ecco quindi, qua e andiamo a mettere il nostro po' bello d'olio. olio di oliva. Questo Poi mi cos'è, dai quindi? il trito. È spezzatino, cos'è Sì. questo? No, prima il trito. Ah, il trito, prima il trito. Trito di SCC, che vuol dire? Sedano, carota e cipolla. Non si tiene più, non si tiene più. I livelli altissimi ormai, Effettivamente, ragazzi. io mi meraviglio come mai ci arrivo a queste cose. Però. Scusa, che hai detto? No, stavo recitando. Mi dai un cucchiaio? Ah, che inizio terribile. Ciao, camera. No, non ne usciamo, Ciao, raga, vabbè. camera. Ovviamente. Ciao alla camera dell'artrosi C'è cervicale. quella, c'è quella. Amica! Questa è la mia bambina. E poi, E poi, chi ci toglie tutti i balianni ma a non partire ultimo. dalla Val d'Aosta alle Toianni? Lo zio Gianni. Zio Gianni, che ciao. è sempre con noi. Ciao zio, Come come va? stai? È un po' uno sguardo assente oggi Eh? lo zio Gianni, eh? Sì, Un po' perché assente. stanotte dice che in paradiso mi è apparso in sogno e stanotte hanno fatto tardi. Sì? Stanno festeggiando, stanno preparando i preparativi per la Madonna, capito? Allora dice, hanno fatto tardi. E quindi è stanco, È stanco per uno questo. sguardo stanco. Mettiamo il trito di SCC, Bene. va bene, che sarebbe, che abbiamo detto, sedano, Carota e cipolla, carota e lo cipolla, sappiamo lo questo. sappiamo, e l'abbiamo messo sopra. Allora, incominciamo a fare questo Mandiamo soffritto. via così, va No. bene, No. sta soffriggendo così, e aggiungiamo i nostri bocconcini di Eccoli. maiale per fare il ragù. Allora, Caffolla dentro. a questo punto che succede? Aspettiamo Che farà là? la reazione di Maillard. No, non si può tenere Perché è più. maiale, Sì, maiale, giusto. Dopo che abbiamo, vedi, fatto rosolare bene la carne, gli andiamo a dare una spruzzatina di white wine. Dai, va che bene. prendiamo qui in frigorifero. E alla via così. Generosissima porzione di wine. Un po' di vino bianco. Esatto, aumentiamo il La fuoco, fiamma. certo, e andiamo a declassare quel fondo che si è creato con la reazione di Maillard. È declassato? Deglassato, non Cioè, però non è declassato. giusto. Ora Poverino. facciamo questa preparazione, mon amore. Chiaramente noi oh mia bella E lui è Madonnina. così, quando vede nebbia, lui Che subito te prende Milano. da lontano. Ricordi milanesi. Sì. Ma se ti viene la nebbia, capito? E allora, guarda, E allora? noi anticiperemo un po' i tempi, per cui mi dai un poco di concentrato di tomatos. Allora, abbiamo detto un filo d'olio, trito di carota, sedano e cipolla, Sì. abbiamo messo i Del bocconcini di vino maiale. Senti, ma bianco. quello è un taglio particolare, che cos'è No, il puoi maiale? chiedere coscia,
Non chiedere arista, un po' di grassetto ci vuole, capito? Perché è necessario per un buon ragù. Quindi non arista. No. Non arresta. Non arista, non, Non si sa arista. mai se poi rimane. Vai. Che devo fare? Ah, non arista se ne va. Avete capito? Non arista, nel senso che se non arista se ne va, capito? Trinca? Gesù, Ah. Giuseppe No. Maria. La trinca, quella è la carne rossa, non Esatto. c'entra. Cioè. Esatto. Ah, non arista se ne... Mamma mia. Capito Io che ora? ci vado appresso. Vabbè, A questo allora, punto quindi abbiamo fatto incorporare, mi dai quella il salsa? fondo com'è? A che punto è? Si è declassato? Sì, si è declassato, l'hanno passato dalla Serie B in Serie C, va bene? Vabbè, non lo trovo Ecco. giusto però, Esatto. Quindi che devo fare? Mi dai quel sugo là e mi dai anche un mestolo? Anche quando gli chiedo il mestolo buono mi dà quello Ragazzi, piccolo, quando gli chiedo quello piccolo mi Ma dà che quello ricetta, ragazzi, ma che profumo. Allora, quindi salsa di pomodoro adesso, bella abbondante. cioè, dobbiamo fare, lo sai perché è abbondante? Perché? E lo sai che ti faccio pure, dobbiamo aggiungere un pochino d'acqua, perché? Perché deve andare in lunga cottura. Ok, Senti quindi che deve, c'ha deve borbotta, cuocere lo tanto. senti che borbotta? Sì, E aggiungiamo dell'acqua, guarda così, perché non deve borbottare. Ok, abbiamo messo quello che ci andava. Una cosa manca, cosa manca? Manca il sale. Brava, Manca il incredibile! sale. Signori, un applauso, devo sentire questo Manca il applauso sale. delle 1400 persone che sono qui in studio. poi io mangio saporito. Sentiamolo, senti che applauso. Non ti seccare. Ecco Ma qua. questo è il nostro regista. No, Ancora? ora- vabbè, no, è tu, basta, va. Scusami. A questo punto sai Le che cose si fa? lisce no. Guarda che si fa a questo punto. Si coprisce così e si mettisce da questa latata. Bene, si lascia cuocere quanto tempo? Abbiamo messo, ma questo le sue orette se le 2 porta ore. tranquillamente. E che tranquillamente. facciamo noi 2 ore? Ora ti dico che cosa facciamo noi in 2 ore. Innanzitutto diamo una pulita, così. Vedi perché ha schizzato tutto il tomato zucchero. E andiamo a preparare la base per il nostro maltagliati con le fave. Bene, benissimo. Capito? Dobbiamo preparare questa cosa. Spostiamo queste cose di qua che ci serve devo spazio. fare? Devo Questo togliere? Togliamo, Metto dietro. mettiamole dietro. Anche questo dove c'è la carne lo togliamo. E andiamo a preparare la base per le nostre fave secche. Ok. Un cosiddetto umacco, Il finocchietto questo è, cos'è? finocchietto. Prendiamo il finocchietto perché è come si dice la morte sua, no? Stiamo tritando per benino il nostro finocchietto. Ecco qua. Che cos'è il finocchietto di Il montagna? profumo, Ma che profumatissimo. Che cos'è? Sì, è riccio, quindi che fai? Fai la permanente? Non mi uscita chiamate male. perché non vengo. Dai, Arrivo. è uscita male. Ce l'avevo lì. Cose dei Vabbè. pazzi, ragazzi. Dico, Mi viene a dire il finocchietto. vabbè, la piastra anche. Ah, vabbè. Potrebbe essere. Ce l'ho di là. Gesù mio, Gesù La mio. piastra. Vabbè, allora. Quindi il finocchietto Vedi, il finocchietto ha riccio questa cosa qua che per... l'abbiamo i capi- spuntato perché i ricci di solito sono sempre un po' così ribelli, come Questo la nostra lo tolgo. Daniela. Ragazzi, Che c'è? vi state rendendo conto che qualcosa è successo in Desiree? Cos'è successo? Non lo so, perché è meglio peggiorire che migliorire o migliorire No, che peggiorire? ero molto seria quando sono Sì, arrivata molto. qui. Sì, se ti ora la ricordi. colpa è mia ora. È colpa tua, certo. Esatto, ora la A colpa lungo è mia. andare. Prendiamo un'altra di questo, Ok. mettiamo sul fuoco, facciamo andare avanti, Sì. al solito dell'olio, A te. così, così, il sofrite, Eccolo. prendiamo questo, no, lì qui la carota non gliela metto, Solo cipolla? solo cipolla Solo e sedano, E sedano. cipolla abbondante e sedano. È incredibile ma vero, tieni, mi dai un mazzettino di che? rosemary? No, metti rosmarino pure. Un mazzettino di rosemary. Ma lo vuoi messo col gambo?
O senza? No, aspetta, non mettere, ecco, fai così. Come lo metti? Sai come si Solo fa? le foglie? Se vuoi mettere solo le foglie, come fai? E fai così? Brava! Incredibile, io Dai, non ma che pensavo ci ci arrivavi. vuole? Vabbè, ma sei tu, non è che... Non fare lo spiritoso, eh? Io spiritoso. Non fare lo spiritoso. Vedi, questo pochino che vado a tritare bene, bene, così. Perché questo poi dà amarezza, giusto? È giusta questa cosa che il gambo dà amarezza? I gambi di solito danno amarezza. Non tutti i gambi storti, ma i gambi se sono belli piacciono. Per esempio i due gambi non sono male. Non danno amarezza. No, non sono male. Capito? Ai, ai. Allora, quindi, E abbiamo fatto questo soffritto. raccontaci cosa stiamo Andiamo a facendo. fare questo. Stiamo facendo Soffrittino, questo. senza Soffrittino, carota questa volta. senza carota. Abbiamo messo Mi il dai un pochino rosmarino, d'aglio. l'aglio a questo Sì. punto. Qua lo tagliamo a metà, lo schiacciamo per togliere subito la pelle e lo andiamo ad affettare come saresti capace tu di farlo, vero? Ma logico. Che ci vuole? Black Decker. Mentre metto l'aglio dentro, sai che ti dico? Dai, lo so. Consigli per i consigli. Consigli per i consigli, tra poco. Maltagliati, cons per cons. Maltagliati, cons per cons. Che è? Maltagliati, cons per cons. Eccoci qua. Abbiamo il nostro soffritto, guarda come che bel colore trasparente che ha preso sì. la cipolla. E andiamo a mettere le fave secche. Le fave secche. Così. Sono rotte a metà queste fave? Eh sì, le potete comprare così, queste già le vendono così. E Va andiamo, bene. guarda. Ora ti faccio vedere che cosa faccio. Brillantiamo le fave. No, bravo, più o meno hai ragione, Giusto? più o meno hai ragione. Non Non metto liquidi perché No. voglio fare uscire la parte amidacea, Il in fondo di modo che mi cottura. fa un cosiddetto Macco. umacco, brava. E poi ci andiamo a mettere i maltagliati. Scusami, ma che succede adesso? Non metti liquido? Non Per metti ora no, niente? per ora no, guarda, vedi? Adesso appena senti che c'è lo sfrigolo a San Mantottrito, Sì. va bene? Famosissimo. Me lo dici per favore? Sfrigola, ripeti. Sfrigolo a Mantottattorsito. No, è diverso da quello di Così, prima. sfrigolo a Mantottattorsito. Sfrigola, manto, tacco, sì. Sito, brava! Ah, conosci queste parole tecniche? Per cui tu C'è quando, quasi, c'è quando quasi. farai le fave Lo sfrigola. sentirai lo sfrigolo a Guarda, Mantottattorsito. Quello. Secondo te chi è più cretino, Carnevale o di ci vado appresso? Non lo so, tutti e due. Va bene, a questo punto che abbiamo sentito il frigolo Ma come ridi? intattattattatito, C'è. registro, tu lo c'è, senti? C'è. C'è lo andiamo ad aggiungere la guarda E come poi sfrigola. questo. Ah, che meraviglia. Oh mia bella madonnina! Questo è un che un piatto tipico di questi giorni invernali, giusto? Esatto. Come vedi non ho messo parecchia acqua. No, un po'. Capito? Ne ho messa poca perché voglio che si asciughi di nuovo Sì. e ci ridia ancora dell'amido. L'amido. E noi lo andiamo ad allungamentare. Perché se di voi nuovo. glielo chiedete alle fave, l'amido, ve lo dà. Brava. Pazzesco. Brava. E aggiungiamo anche un cucchiaino così No, concentrato. di concentrato metti? di pomodoro, sì. Queste sono cose che in pochi fanno, però io lo faccio. Quindi lo fai cioè, al sugo Non è al praticamente, sugo, no? no, Però no. un po' con un po'. Vince il colore delle fave. colorito. Rosé. No, neanche, quasi non Un lo, rosé, non lo vedrai un rosé, più. no. Non lo vedrai più, ma ne sentirai il sapore. Un rosa cipria. Esatto. Ora, Le fave rosa cipria, mi piace il questa tempo che ricetta. si addensa, cioè Sì. toglie il liquido, lo aggiungeremo di Dall'amido. nuovo, lo togliamo, lo aggiungiamo e lasciamo cucinare. Chi hai detto? Per cui abbiamo aggiunto già il liquido più volte e lo lasciamo andare alla Dai, via. spiegami bene un attimo, Allora, dai. abbiamo messo il trito, abbiamo messo le fave, Sì. abbiamo messo un poco d'acqua, Sì. va bene, la prima volta, prima senza acqua facciamo soffriccio in tare, poi abbiamo messo un poco d'acqua, l'abbiamo fatta asciugare, l'abbiamo rimessa di nuovo, l'abbiamo fatta asciugare, la terza volta la mettiamo completamente. E poi cosa abbiamo aggiunto? Un po' di concentrato di pomodoro e poi adesso aggiungiamo il finocchietto. il finocchietto, quindi dopo un Mi po'. dai il mestolino piccolo? Giusto, perché noi abbiamo fatto dei passaggi, diciamo così, Esatto. televisivi, Brava, possiamo dire? brava. Prendiamo un poco di questo liquido perché perdere il finocchietto è peccato. Tieni, facciamo così e ci riportiamo tutto il E ci finocchietto riportiamo che c'era tutto qua. nel contenitore. Meraviglioso. Hai visto? E Bene. alla via così, guarda. E adesso che succede? Adesso noi commigliamo
Sì? Commigliamo con questo conmoglio e lasciamo cucinare per un'oretta circa abbondante, così poi diventerà tutto un macco e vedrai che cambierà di colore. Quindi, Ti posso far vedere come è diventato il nostro sugo? dopo 2 ore, ragazzi, Te non lo posso subito. far vedere? Guarda, guarda questo, me lo dai un cucchiaio di legno, un cucchiaio di legno, me lo dai? Guarda questi pezzettoni di carne meravigliosi, guarda come sono. Sì. E gli altri si sono sciolti all'interno del sugo. Bene, quindi Bene. le fave rosé invece che fanno? Stanno continuando, non sono fave rosé. Rosa A antico? questo, sì, rosa fucsia, Rosa- rosa sciocche, rosa. Ecco qua. Ora dobbiamo preparare la pasta, La i pasta, maltagliati. dai. Perfetto. Allora, questo è un impasto per la pasta che però non è pasta all'uovo. Abbiamo usato la farina di rimacino, ve lo potrei fare vedere. Fate la fontanella e andate aggiungendo acqua a poco. Quando sentite una bella densità corposa è pronta e possiamo andare a fare i maltagliati. Ma che bravo che sei, È veramente. vero? Lo guarda. diciamo di nuovo? Assurdo, Ecco. veramente. Invece di Guarda. comprarla, la pasta la fa. Pazzesco. Che, beh, l'ho visto, lo sai che li vendono i maltagliati, è vero? Ma te l'ho detto che l'ho fatto una volta la pasta? Te l'ho Vero? raccontato? E Ti com'è ricordi? Ti ho andata? chiamato e tu Sì. veramente è uscita la pasta. Ecco qua. Facciamo così e andiamo ad operare questa abbiamo la parte di macchina, pasta. giusto? Certo, e andiamo a fare i maltagliati. Ripeto, poi magari ve lo farò vedere come si fa la pasta, ma lo sapete, fontanella, acqua a poco finché diventa così, di questa corposità. Nel frattempo abbiamo messo l'acqua a bollire e facciamo partire la macchina, il cui rumore fa tanto piacere al nostro regista. Vabbè, certo, non è molto televisivo il regista, però vabbè, pazienza. Vabbè, pazienza, registro, alla fine. Andiamo a stringere vedi, la sezione, lo facciamo un poco più fine. Ecco. Diamo una girata così. Sto qui. Ok. E alla via così. Stringiamo ancora per l'ultima volta. E cominciamo a preparare i nostri maltagliati. Maltagliati. Allora, prego. Vai qua. Prego. Faccio io? Sì. A caso li devo tagliare? Ti darei un attrezzo che ti fa sbrigare prima. Ti darei un attrezzo che ti fa sbrigare prima. Vai. Dai, bellissimo. Sì, ma non dobbiamo fare lasagne, esatto. Così, tipo? Anche un poco più piccoli. Più piccoli, così, bravo, bravo. Vai così. Scioccante, ragazzi, come taglio male, eh? Ma non le viene difficile poi, eh? Pazzesco. Assolutamente. Cioè, capito? Sì, saranno lasagne, non maltagliati, ma io le lascio. Eh? Le lascio, Come sono le lascio. così? Dai, sono Vedi grossi, bene. no? Questo un po'. Vai. Adesso dobbiamo fare una cosa molto importante. Prendiamo una boule mentre lei taglia, prendiamo un mestolo mentre lei taglia. Così, andate a caso. E facciamo questo lavoro. Guardate ragazzi, togliamo un poco di questa meravigliosa crema, così, così, e andiamo ad aggiungere, Me ne fai un altro poco, per favore? no va bene questo, Ma questa è poca, è una porzione. sai che ti dico? Facciamola, dai, l'accendo io, l'accendo. Sì, vai. L'accendo? Accendi. Allunghiamo il composto con dell'acqua perché qui andremo a bollire la pasta. Qui sta bollendo, prendiamo una parte di maltagliati, così, così, e li andiamo a mettere tutti dentro qua, così. Ragazzi, veramente è una collaboratrice incredibile. Cioè, sto facendo tutto io Tutto oggi, lei ragazzi. oggi sta facendo, guardate. Va bene così, non ne fare più. Basta? Va sì, bene. così perché abbiamo i tempi ristretti Guarda, che ci ormai condannano. questa, metti questo ormai. Ok? Dove la metto? Vai, qua. Là. Ok, ci siamo. E ci siamo. Nel frattempo andiamo a fare un po' di spazio. Dateci un secondo.
Ah, sì, ecco qua. Allora, Andiamo a impiattare pronti. questa roba che abbiamo I fatto. maltagliati messi lì E direttamente in prendiamo. questa crema di fave, pazzesco. Un piatto che è il cappello del premio Sì? e un piatto che è la barchetta. Bene, Desi, prendiamo un bel mestolo Eccolo. e passiamo a impiattare. Cominciamo da questa, guarda la crema, guarda. meraviglioso questo piatto. Quelle sere fredde, plaid, Mi dai il maltagliati. parmigiano? Così. Cioè, Desi, lo Metto io? capisci che questa è opera tua? Metto? Sì, metti. Ragazzi, Metti, oggi non ti metto? spaventare. No, ma lo faccio in maniera chic sempre al solito, no? Eleganza. Metti. Vai, ancora? Aspetta. Fai una cosa, Desi. Che devo fare? Un filo d'olio. Un filo Prima d'olio. il pepe e poi il filo d'olio. Questa è una mia ricetta, ragazzi. Scrivetemi che ve ne sembra su Sicilia Play. Perfetto, grande Desiree, grande. Se volete dei consigli, Aspetta, faccio? no, dobbiamo fare, però devi fare così, guarda. Ah, E voilà. scicchissimo. Mettilo lì, prendiamo la padella. Desiree, mi dai il ragno? C'è un ragno piccolo? Eccolo qua, brava. Prendiamo la pasta e la andiamo a mettere qui, guarda. Qui? Quindi la scoli direttamente in padella. Sì. Eccola qua. E voilà. E voilà. Mi dai questo meraviglioso ragù? Mi dai il cucchiaio grande? Certo. Cucchiaio grande? Eccolo qua. Stiamo arrivando. A belle pezzi di carne. Li Mamma metto mia, dentro ragazzi. così. Che poesia, che Così. profumi, che sapori. E così. Qui diamo una bella spolverata di caciocavallo grattugiato, non parmigiano. Così proprio ci andiamo di brutto. Per rimanere così leggeri. Sì. E andiamo così. E te la verso così, guarda. Così, casareccia, Così. così. Così ci piace. Così. Sì. La signoria vostra mi dà una bella spolverata di pepe. Eccolo. Io tolgo questi. L'altro Posso? secondo per le pulizie e poi assaggiamo. Dai. Visto? Tutto pulito? Passiamo Bellissimo, all'assaggio. dai, allora. Io direi cominciamo dalla zuppa Dalla delicatezza. delle fave. Cosa mi consigli? Un cucchiaio? Ma io- No, una forchetta? no, cucchiaio. Cucchiaio. Ma posso assaggiare? No, assolutamente, Ma chi sei l'ha detto che impazzito. non devo Ma lo sai, assaggiare? te l'ho detto. Ragazzi, mi chiedi sempre. Bene. Sto cercando uno piccolo, Certo, chi capito? ha tagliato al lenzuolo. Però va bene così. Mamma mia, ragazzi, che profumo. Ma che profumo. Com'è? Buono? Va bene, ma io non lo devo assaggiare. No, non ci mancherebbe altro. Guarda, veramente, la bontà. Se non fosse perché è caldo. E beh, certo, uscendo dalla pentola è sempre calda, se no dovevi aspettare un po'. Possiamo andare avanti? Va bene. Questo, dammi a me, Buonissimo, tanto ve lo io non devo consiglio. assaggiare. Ora ti prendi una forchetta, un coltello, ti assaggi un poco di carne e la pasta, dai. Maltagliati, come li chiami questi? Maltagliate il ragù di maiale. La carne me la devi assaggiare pure, me la devi. Me lo dici com'è che io non la posso assaggiare? Non ho parole, no, raga, no. Io stai scherzando, non ho parole. Comunque ci vediamo alla La prossima carne, puntata. capito? Venite con noi, non ci Ma dove lasciate. devi venire? Con noi, dove andiamo noi vengono loro. Un bacio a tutti. Ciao. Maltagliati al ragù di maiale. Per i maltagliati 300 g di farina di rimacino, 100 g di acqua. Per il sugo 500 g di coscia di maiale a bocconcini, un cucchiaio di concentrato di pomodoro, 1 litro di sugo di pomodoro, sale e pepe quanto basta. Maltagliati con fave secche e caciocavallo grattugiato, 300 g di five secche, un gambo di sedano, una cipolla,
un ciuffo di finocchietto selvatico e caciocavallo ragusano.